Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio. Saremo collegati anche oggi alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus e soprattutto il punto sulla campagna vaccinale che sappiamo sta correndo in tutto il Veneto, ma pare che in alcune zone ci sia un po' di ritrosia da parte di qualcuna delle fasce interessate in questo momento, magari qualcuno che ha deciso di non vaccinarsi o che tentenna o che non ha ancora effettuato la prenotazione. Presupponiamo di poter parlare di questo argomento con Gabriella Basso, che è in ambito sanitario proprio in questo momento in collegamento via Skype da Vicenza per le ultime novità dall'area iberica. Buongiorno Gabriella. Buongiorno Ferdinando, buongiorno telespettatori di Rete Veneta. Come hai detto tu giustamente, siamo qui nella sede della Direzione Generale dell'USL Berica. Come già ieri annunciato dal Presidente della Regione Luca Zaia, in tutte le USL si sta effettuando la conferenza stampa proprio per fare il punto della situazione sui vaccini. E anche qui, come già annunciato ieri dal Presidente, è stato fatto un appello a tutti gli over 60 di vaccinarsi, perché ci sono ancora posti liberi per avere una sorta di precedenza, se vogliamo, cioè dei posti che sono loro destinati. Manca qui nell'Uslotto Berica il 68% degli over 60 alla chiamata della vaccinazione, manca anche ancora una percentuale di over 70 e anche per loro è fatto appello ulteriore a presentarsi, anche se comunque gli over 70 abbiamo raggiunto già l'84% dei vaccinati, ma è importante perché c'è ancora posto questa settimana per avere una via preferenziale, come dicevo prima, per potersi vaccinare, altrimenti siccome poi si aprirà alla nuova corte dei over 50, e che è la corte più numerosa, perché parliamo di, per quanto l'Uslotto Berica, di 88.000 soggetti, diventerebbe più complicato ovviamente trovare lo spazio per prendere l'appuntamento, per avere l'appuntamento. È anche vero che nell'Uslotto Berica adesso hanno annunciato che i medici di base avranno a disposizione 15.000 dosi vaccinali per appunto vaccinare gli over 60. L'idea è di vaccinare almeno diciamo 5.000 over 60 al giorno. Questo è almeno l'obiettivo, insomma, per riuscire a chiudere questa fascia. Saranno i medici di base che chiameranno i loro assistiti, almeno per quanto riguarda l'Uslotto Berica, stiamo parlando sempre di over 60, per la vaccinazione. Altra cosa importante, partiranno anche le vaccinazioni per quanto riguarda i genitori di bambini fragili che hanno problematiche importanti. Sono circa 12.000 persone, anche qui si pensa di fare tutto in 2 giornate, già a partire da domani. Come già presentato ieri dallo stesso Presidente Zaia, hanno ripetuto la necessità che da ieri praticamente, quando ci si prenota, sarà necessario introdurre anche le ultime 6 cifre del codice della tessera sanitaria, e questo è fatto non per complicare la vita dei cittadini, ma piuttosto per evitare che ci siano furbetti che in qualche modo abbiano rubato o contraffatto il codice fiscale e quindi si appropriano di una prenotazione che non è la loro. Mentre il numero, gli ultimi 6 numeri della tessera sanitaria dà la certezza che si tratta di quell'assistito, di quella persona, quindi a tutela proprio dei soggetti. Molto bene Gabriella, questo in pratica stiamo entrando nell'epoca dei cosiddetti boomers, le persone nate durante il boom economico anche e soprattutto del Veneto del secolo scorso. Sono numeri importantissimi, naturalmente è importante che la popolazione, che le persone rispondano in modo adeguato a questa chiamata. Sanità a parte, a Vicenza abbiamo cronaca, abbiamo già qualche informazione sul TG di stasera? Sì. Guarda, allora intanto parleremo anche delle riaperture delle case di riposo, perché si sta lavorando proprio a questo fine, no? La riapertura nel senso non solo di avere la camera degli abbracci o piuttosto i plexiglass per consentire comunque di vedere il proprio parente in casa di riposo, ma proprio una riapertura vera e propria. Il problema è un vecchio decreto
del governo ancora del marzo dell'anno scorso, che appunto teneva chiuse le case di riposo. Si sta lavorando su questo, però diciamo che per esempio per quanto riguarda Vicenza già dalla prossima settimana si apriranno appunto queste camere degli abbracci. Parleremo di cronaca perché sono stati individuati gli autori dell'aggressione del 20 febbraio scorso di un autista dell'SVT, sono 3 ragazzi dai 20 ai 15 anni, che 3 di 5 aggressori sono stati individuati dalla polizia locale, mentre da parte della Guardia di Finanza c'è la scoperta dell'ennesima truffa carosello, quindi di fatturazioni false con società fantasma. Come sempre Vicenza, foriera di notizie annunciate qui da Gabriella Basso, le vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Grazie per questo collegamento, grazie per queste anticipazioni, se ci sono novità non esitate a richiamarci, le daremo in diretta. Buon lavoro. Buon lavoro a voi. Questo era il nostro collegamento con la redazione vicentina per le novità in area iberica. Naturalmente oggi a tener banco soprattutto le notizie sulla campagna vaccinale, con quelle che possono anche essere viste come difficoltà oggettive, non da parte degli organizzatori, non da parte della logistica, non da parte della regione, ma magari da parte delle persone interessate da questa campagna, che in questo periodo, da qui in poi, insomma, interesserà un numero sempre più grande di persone, perché sappiamo che i nati negli anni 60, fra gli anni 50, 60 e inizio 70 in Veneto, sono una fascia molto molto importante della popolazione. Di vaccini e di novità legate alla campagna vaccinale parliamo anche con Padova, perché la nostra Valentina Visentina è appena uscita dalla conferenza stampa virtuale sulla situazione della campagna. Buongiorno Valentina. Buongiorno a te Ferdinando, sì abbiamo dati molto freschi che ci hanno appena fornito i vertici dell'USL 6 Euganea e dell'azienda ospedaliera. Prima cosa, ultimo appello, ultima chiamata per gli over 60, 4.100 posti disponibili, quindi l'invito a prenotare, perché insomma ci sono ancora molti posti disponibili. Poi ovviamente non è che si chiuderanno completamente le vaccinazioni, certo, però verranno aperte ad altre fasce, soprattutto quella dei cinquantenni, che copre una fascia molto grossa, una fetta molto grossa della popolazione, quindi ovviamente i posti saranno meno disponibili perché c'è una platea molto più ampia da vaccinare. Quindi ultima chiamata per gli over 60 alla vaccinazione. Fino adesso sono stati vaccinati circa il 40% dei sessantenni padovani con ovviamente la prima dose. Con le prenotazioni che sono già state fatte si arriverà circa a coprire il 73% degli ultra sessantenni padovani. E per quanto riguarda invece la fascia d'età 70-79 resta ancora da vaccinare un 24,7%. Il dato molto incoraggiante riguarda gli over 80, solo il 3,6%, quelli ancora non vaccinati, e quindi vuol dire che la gran parte della popolazione è stata coperta grazie appunto ai centri di vaccinazione, ma anche al lavoro dei medici di medicina generale che in queste settimane si sono prodigati per raggiungere gli anziani a domicilio. Parliamo di molti anziani, circa 7.000, quelli che si trovano in regime di assistenza domiciliare, che quindi fisicamente non si potevano muovere per raggiungere i centri vaccinali. La media delle vaccinazioni giornaliere, delle somministrazioni di dosi giornaliere dell'USL 6 dell'azienda ospedaliera si assesta sulle 7.600. Ieri infatti ci sono state 7.664 dosi in tutta la provincia, con una media regionale, vista che al momento sono stati coperti con almeno una dose il 25,9% della popolazione della provincia di Padova, con il ciclo completo 10,5%, quindi siamo a un 3.640 vaccini ogni 10.000 abitanti. Questo dato si assesta un po' leggermente sotto la media regionale, che parla di 3.750 vaccini ogni 10.000 abitanti. Insomma, sono previste anche nuove forniture di vaccino Pfizer, che al momento
momento, mentre l'AstraZeneca viene destinato al momento per gli over 60, ma anche per le seconde dosi che sono già state fatte a febbraio, e fra poco infatti inizieranno i richiami anche per quella fascia di docenti e insegnanti che a febbraio si erano vaccinati, tra i primi ad essere vaccinati, quando ancora AstraZeneca poteva essere utilizzato nella popolazione sotto i 60 anni. Molto bene, sì, c'è un'altra notizia certo. importante. Perché dalla settimana prossima, quindi attenzione cinquantenni, dalla settimana prossima quasi sicuramente apriranno le vaccinazioni, le prenotazioni per la fascia dei cinquantenni. Molto bene, informazioni molto importanti, anche perché è il tema di giornata, quello dei vaccini. Abbiamo 30 secondi, Valentina, giusto per la cronaca. È successo qualcosa a Padova di importante nelle ultime ore? Allora sì, una notizia di cronaca che c'era stata data ancora nella serata di ieri riguarda delle operazioni antidroga qui a Padova. È stato arrestato in Marocco un trafficante di droga che era coinvolto nell'operazione che c'è stata quest'inverno da parte della squadra mobile, che ha smantellato un traffico di cocaina gestito da albanesi e marocchini. Mancava all'appello ancora questa persona, un quarantenne marocchino chiamato il Bomber, che è stato arrestato nel suo paese di origine, e insomma questa indagine poi si è conclusa e ha portato anche al sequestro di un quantitativo ingente di cocaina, parliamo di diversi chilogrammi, e anche del sequestro di una raffineria che si trovava tra le province di Padova e Rovigo. E poi è stato arrestato nel quartiere Arcella un baby spacciatore di 16 anni che è stato trovato con alcune dosi di cocaina proprio davanti al piazzale di una delle chiese dell'Arcella. Molto per bene, quanto riguarda la cronaca, sì. Avevamo preparato anche un servizio che riguarda la bonifica del sito, l'ex sito industriale a Pernumia della CNC. Sono iniziati i lavori per preparare il cantiere che poi a giugno porterà all'inizio del trasferimento di tutti i rifiuti pericolosi in una discarica adibita. Il servizio sulla CNC di Pernumia lo vediamo subito dopo la pubblicità. Intanto noi ringraziamo Valentina Visentin e Cristian Roccaiende per questo collegamento. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo e vediamo tutte le novità di giornata. State con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra un quarto d'ora saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione riguardante l'emergenza coronavirus e soprattutto la campagna vaccinale nella nostra regione. Come annunciato però dalla nostra redazione padovana, andiamo a vedere le novità, le importanti novità sul sito della CNC di Pernumia, una delle situazioni un po' più complicate di tutto il Veneto per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Sono iniziati i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi stipati dal 2005 all'interno del capannone dell'ex CNC di Pernumia. 1500 tonnellate al momento, un primo intervento di Veneto Acque, la ditta incaricata dalla Regione Veneto della bonifica di tutti gli scarti contenuti nell'ex sito industriale, e che in totale sono circa 44.000 tonnellate. In questi giorni sono iniziati i lavori di allestimento del cantiere e l'impianto di lavaggio per l'abbattimento delle polveri. Se verranno rispettate tutte le tappe del cronoprogramma, i primi trasferimenti di rifiuti sono previsti ad inizio giugno. Nel frattempo, nelle prossime ore inizieranno le operazioni di analisi degli scarti pericolosi prima del conferimento all'interno della discarica autorizzata. La Regione Veneto ha investito 12 milioni di euro per l'intera operazione di bonifica, che dovrebbe in 7 mesi mettere la parola fine all'intera vicenda che da oltre 15 anni coinvolge i residenti di 3 comuni: Pernumia, Battaglia Terme e 2 Carrare. E allora, prima di entrare in argomento con Luca Zaia in presenza, o almeno in collegamento, vediamo il riassunto delle puntate precedenti legate all'emergenza coronavirus e sentiamo quali erano state le ultime dichiarazioni del Presidente. Abbiamo 52.018 spazi in agenda che ad oggi non sono occupati. Cosa vuol dire? Vuol dire che faccio appello a tutti gli over 60 di provvedere quanto prima, se hanno deciso di vaccinarsi, a prenotarsi, perché non escludo
che questa sia l'ultima chiamata tra oggi e domani. La situazione in poche settimane si è di fatto capovolta, ora ci sono più disponibilità che prenotazioni, da qui quella che lo stesso presidente Zaia definisce l'ultima chiamata per gli over 60, dopodiché si procederà con le altre classi di età. Cosa significhi in termini operativi è presto detto. I sessantenni, il settantenni rischia di trovarsi in un mare magnum di cinquantenni è un mare magnum imponente e quindi faticherà molto a risalire la corrente per riuscire a vaccinarsi. Allora noi vorremmo evitare che si crei poi questa difficoltà, perché non siamo in grado poi di garantire corsie preferenziali. E a proposito di prenotazioni, cambiano i dati da inserire sul portale. In base alle indicazioni del garante per la privacy, oltre al codice fiscale serviranno le ultime 6 cifre della tessera sanitaria, questo per evitare hackeraggi. Campagna vaccinale che per Zaia potrebbe arrivare al giro di boa entro l'estate, anche con il sostegno logistico delle aziende. Tema strettamente connesso, quello degli spostamenti, con il Green Pass sul quale stanno accelerando sia governo italiano che Europa. Noi siamo a disposizione, abbiamo un'anagrafe vaccinale efficiente, per cui nel momento in cui si tratta di stampare su un pezzo di carta da qualche altra parte un nuovo modulo, abbiamo un'anagrafe pronta. Zaia, che torna sulla lunga giornata di martedì in 5ª Commissione Sanità, rivelando di aver chiesto che il suo verbale della seduta venga trasmesso in procura, e sulla presunta querela di Azienda Zero al professor Crisanti, smentita dal direttore Andrea Tognolo. Dovete parlare col dottor Tognolo. Punto. C'è altro da aggiungere. Allora, sui vaccini ci sarà da parlare sicuramente molto nelle prossime ore, perché sappiamo che la Regione ha intenzione di intensificare ulteriormente le operazioni legate alla campagna vaccinale, però ci sono anche degli argomenti, degli ambiti, possiamo dire, dell'economia del Veneto che sono pronti esattamente quasi a braccetto con questa campagna vaccinale a ripartire. Sappiamo per esempio che c'è un fortissimo interesse per il turismo. Pare infatti che il 71% degli italiani sarà portato quest'estate a scegliere la destinazione delle proprie vacanze, fermo restando che si possono fare con tutte le limitazioni, le attenzioni del caso, basandosi su necessità e obiettivi addirittura enogastronomici. Sappiamo che il Veneto da questo punto di vista non ha niente da invidiare alle altre regioni, anzi sappiamo che addirittura ci sono alcune cose un po' più interessanti qui nella nostra regione, quindi è plausibile che tantissimi veneti sceglieranno di rimanere in regione durante l'estate, magari puntando su qualcuna delle tante eccellenze che abbiamo da queste parti. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra un paio di minuti, poi arriva anche la conferenza stampa di Luca Zaia.